7 anni di carcere, 1,5 milioni di euro di risarcimento, sono queste le richieste per Dmitrij Trajkov, che uccise in A28 Jessica e Sara. In aula oggi Trajkov ha chiesto scusa alla madre di Jessica. Non bastano i temporali del pomeriggio, la crisi idrica non dà tregua ai campi e ai fiumi, il canale Ledra di 1/4 più basso rispetto alla media del periodo e servirebbero almeno 100 mm di pioggia. La Danieli di Butrio, dopo il tweet del Ministero della Difesa ucraino, non siamo coinvolti nella produzione di armi, fa sapere l'azienda, tutto ciò che facciamo è in linea con l'Italia e l'Unione Europea. Presentata la nuova mostra di Casa Cavazzini, dopo La forma dell'infinito, si chiama Insieme ed è curata da Don Alessio Geretti, 50 opere provenienti da 12 paesi, apertura a febbraio 2023. Ha superato quota 2200 la prevendita dei biglietti per la finalissima del playoff tra Web Gesteco, Cividale e Vigevano. Chi vince va in A2, chi perde resta ancora in Serie B, domani la partita su Telefriuli. Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Apriamo il nostro telegiornale con il processo in corso a Pordenone per la morte delle due cugine venete, uccise a gennaio sull'autostrada A28, travolte da un SUV guidato da Dmitrij Trajkov. Mi dispiace, ha detto oggi l'imputato per la prima volta in aula, ma per lui il PM ha chiesto comunque 7 anni e 8 mesi di reclusione. In lacrime la mamma e la nonna di una delle due vittime. Si è presentato in aula per chiedere perdono ai familiari delle vittime quando hanno visto la nonna e la mamma di Jessica Fragasso, la ragazza morta insieme alla cugina Sara Rizzotto nell'incidente stradale avvenuto a fine gennaio in A28, sono scoppiate in lacrime. Lui è Dmitrij Trajkov, l'imprenditore bulgaro accusato di omicidio stradale plurimo agli arresti domiciliari a Pordenone dal 30 gennaio. Oggi in aula, con parole non chiarissime, ha chiesto scusa. A mio parere sono le classiche scuse strumentali che rispetto a casi analoghi, anziché essere intervenute in precedenza, si è aspettato proprio, come ha detto il pubblico ministero, di arrivare sull'orlo del baratro quando ci si è resi conto, insomma, che le imputazioni erano gravi e che questo in un certo qual modo poi avrebbe comportato quella che noi auspichiamo una pena severa ma giusta. Per lui il procuratore Raffaele Tito, di fronte al GUP Monica Biasutti, ha proposto una pena di 7 anni e 8 mesi di reclusione. E intanto gli avvocati di parte civile hanno chiesto per i loro assistiti un maxi risarcimento che sfiora il 1,5 milioni di euro. I miei assistiti, dal canto loro, mi hanno sempre detto che più che il risarcimento che comunque abbiamo chiesto, vogliono giustizia, poi non faranno questioni sul quantum di provvisionale che darà il giudice. A loro interessa che insomma venga fatta giustizia per questo fatto, perché io ho ripetuto dentro l'aula che i genitori di Jessica hanno perso una e sicuramente la più importante ragione di vita, perché hanno perso la figlia che all'epoca dei fatti aveva 20 anni con loro convivente. La sentenza sarà pronunciata il 28 giugno. Delitto di Codroipo. Domani o giovedì sarà effettuata l'autopsia sul corpo di Elisabetta Molaro, uccisa una settimana fa dal marito con decine di coltellate. Sarà effettuata domani o più probabilmente giovedì l'autopsia su Elisabetta Molaro, la donna di 40 anni uccisa nel sonno una settimana fa con decine di coltellate dal marito reconfesso, il 44enne Paolo Castellani, nella sua casa a Codroipo. Lo si è appreso dal procuratore di Udine Massimo Lia. Il GIP Maria Rosa Persico, ha spiegato il capo della procura udinese, ha nominato la nonna delle due figlie della coppia e madre della vittima curatrice speciale delle minori. Ciò consente di procedere con l'esame autoptico. A eseguirlo sarà il dottor Lorenzo Desinan, che ha già effettuato l'ispezione cadaverica sul corpo di Elisabetta subito dopo la scoperta del delitto. All'autopsia assisterà anche il medico legale Nicola Livolsi, individuato dall'avvocato Carlotta Roiatti, rappresentante della nonna delle due bambine costituitasi parte offesa. Ultime battute in tribunale a Udine del processo per la truffa milionaria ai danni di decine di correntisti di una banca di Tolmezzo. Il PM ha chiesto una condanna e 2 assoluzioni.
5 anni di reclusione e 423.000 euro di risarcimento. Sono le richieste del PM Elisa Calligaris e delle parti civili nei confronti di Antonino Moscato, 62 anni di Tolmezzo, sotto processo in tribunale a Udine. Il caso è quello di Michela Chiaruttini, la bancaria accusata di aver truffato per 2,2 milioni di euro decine di clienti della filiale tolmezzina della UBI Banco di Brescia. Secondo l'accusa, la donna, tra il 2006 e il 2016, aveva convinto le vittime a effettuare investimenti per poi intascare i soldi, oltre a prelevare somme dai conti correnti all'insaputa dei clienti. Per lei, deceduta nell'ottobre 2021, all'età di 58 anni, il processo è terminato, ma è continuato per Moscato, l'ex marito, oltre che per la sorella Cecilia e il cognato Eros Marcuzzi, tutti e tre accusati di riciclaggio. Nella requisitoria, il PM ha spiegato come nei conti correnti di Moscato fossero state versate somme non giustificate dal suo stipendio di dipendente riconducibili all'attività dell'ex moglie. Con quei soldi acquistò un Audi Q3 e pagò il conto del dentista. L'accusa ha invece chiesto l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato per la sorella e il cognato. Il caso nacque quando Cecilia Chiaruttini chiese in filiale la smobilitazione di polizze vita e investimenti poi risultati inesistenti. La Procura della Repubblica di Pordenone ha chiesto il rinvio a giudizio di un cittadino afghano di 27 anni richiedente asilo. La Procura di Pordenone ha chiesto rinvio a giudizio di un cittadino afghano, Bilal Khan, di 27 anni, richiedente asilo in Italia da qualche anno. L'uomo in carcere a Udine per attività di spaccio di sostanze stupefacenti dovrà rispondere di una costante e professionale attività di cessione di droga, prevalentemente nella centralissima piazza Risorgimento di Pordenone. Secondo l'accusa, le investigazioni svolte prevalentemente da Guardia di Finanza e Polizia di Stato, che dovranno essere confermate in dibattimento, Khan avrebbe ripetutamente ceduto hashish dietro ad un corrispettivo di denaro in 4 anni a 12 giovani. Il procuratore Raffaele Tito in una nota ha confidato che l'uomo venga ritenuto responsabile e quindi definitivamente espulso dall'Italia. Furibonda lite la scorsa notte a Villa Caccia di Lestizza fra una decina di persone di etnia rom. Sono spuntati anche dei bastoni e una persona è rimasta ferita. Botte d'Orbi in aperta campagna, serata movimentata quella di lunedì a Villa Caccia di Lestizza. Alle 22:50 è arrivata alla centrale operativa dei Carabinieri la segnalazione di una lite particolarmente accesa tra due persone. Pare però che l'alterco sia poi degenerato e abbia successivamente coinvolto in tutto 10 uomini, tutti di etnia rom. Testimoni hanno riferito come all'improvviso siano spuntati anche dei bastoni. Nella zuffa è rimasta ferita una persona che successivamente è stata medicata al pronto soccorso. Le sue condizioni però non sarebbero gravi. Quando i carabinieri del Norm di Latisana sono intervenuti sul posto, i baruffanti si erano ormai dileguati. Non è ancora chiaro il motivo del litigio, ma è possibile che alla base dell'alterco ci possa essere stato un regolamento di conti. Verosimilmente le persone coinvolte potrebbero essersi date appuntamento a Villa Caccia e la lite sarebbe poi degenerata, coinvolgendo una decina di uomini. Dalle parole sarebbero passati quindi ai fatti. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Latisana permetteranno di fare maggiore chiarezza sull'accaduto. Incidente stradale questa mattina a Lavariano con 3 macchine che all'incrocio tra via Mortegliano e via Ferriera si sono schiantate al centro del crocevia. Tra i feriti, di cui uno è rimasto bloccato nel groviglio di Lamiere, 2 persone sono state portate in ambulanza all'ospedale di Palmanova, il più grave invece ritrasportato a Udine. I temporali del pomeriggio in molte zone della regione non smorzano la morsa della siccità. Si attende il decreto antispreco del governatore Fedriga per una situazione di estrema difficoltà che non si vedeva dal 2003. Un dato emblematico: la portata del canale Ledra si è ridotta del 20% rispetto alla media. Ci troviamo alla presa di Ospedaletto del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. Quello che vedete è il bacino di raccolta da cui noi preleviamo l'acqua per immetterlo nel canale Ledra. Attualmente noi abbiamo un calo di portata di circa il 20-25%. Le conseguenze sono che gli agricoltori, che per fortuna si rendono perfettamente conto della situazione anomala, hanno minore quantità d'acqua a disposizione per irrigare gli stessi campi. Questa è una situazione straordinaria e si parlava di una cosa analoga successa non prima di 20-30 anni fa. Cioè è una cosa veramente eccezionale. Nel 2003 c'è stato una cosa simile con una carenza d'acqua e una temperatura molto elevata, ma non a questi livelli. Per rimpinguare un po' il bacino che vedete qui dietro ci vorrebbero almeno un 100 mm di pioggia. Per rimpinguare invece le falde, che sono anche loro ridotte ai minimi termini, purtroppo non sarebbero sufficienti i 100 mm, ma
si parla di molti millimetri in più e credo che prima di quest'inverno le falde non ritorneranno alla quota precedente a questo periodo. A soffrire di più per la siccità è sicuramente l'agricoltura, che a oggi registra un calo del 20% nei raccolti e nella produzione, e a pagare non saranno solo i coltivatori ma anche i consumatori. Diciamo che ogni giorno che passa il problema si acuisce. È già da qualche settimana che stiamo valutando in giro, diciamo, sul territorio. Abbiamo già comunque dei danni, perché stiamo vedendo anche i primi raccolti, diciamo, di cereali autunno Verlini, e che abbiamo già delle produzioni che sono in calo del 20-30% con un peso specifico più basso. Questo è dovuto proprio anche alla carenza d'acqua. Adesso diciamo che la siccità purtroppo colpisce, diciamo, in maniera lineare tutte le colture. Prima parlavo di cereali autunno Verlini, ma in realtà vediamo il mais in giro che richiede acqua, vediamo le semine di soia, vediamo i fruttiferi, vediamo, cioè, nessuna coltura è esclusa. L'acqua è l'elemento essenziale della produzione. Se non arriva l'acqua dal cielo su alcune cose andiamo di fronte a un periodo, diciamo, di grande criticità per quanto riguarda la gestione dell'acqua nel nostro territorio. Quando abbiamo iniziato l'annata agraria abbiamo anticipato, diciamo, tutte le spese culturali con i concimi che sono aumentati dal 30, 50, 120% su alcune tipologie, anche le sementi. È evidente, insomma, che questa partita, noi, giustamente i beni, adesso vediamo sul mercato quali sono i prezzi e vanno sostenuti, per riflettere anche con un aumento particolarmente nelle tasche dei consumatori. E una tale crisi idrica richiede un'attenzione e un impegno anche europeo, ne è convinto l'europarlamentare friulano Marco Dreosto. Appellarsi al buonsenso dei cittadini affinché ci sia un consumo parsimonioso dell'acqua è utile, ma non basta. In Parlamento europeo Marco Dreosto ha lanciato una serie di proposte che sono ora al vaglio. Noi ci siamo posti in maniera molto importante su questo tema a livello europeo, soprattutto perché evidentemente il cambiamento climatico sta portando delle grandi situazioni di difficoltà anche sui nostri territori. Le proposte che abbiamo fatto concretamente sono quelle di, oltre ovviamente al risparmio dell'acqua, della risorsa idrica, anche quello di trovare il modo di concentrare l'acqua durante i periodi piovosi in bacini anche artificiali che esistono già sui nostri territori. Una domanda che avviene attraverso interrogazioni e sulla quale stiamo già discutendo con i commissari europei. Poi c'è un altro tema molto importante che evidentemente deve essere lo sviluppo di queste tematiche e di alcune soluzioni che si stanno prospettando anche a livello regionale. La pagina economica con un 2021 positivo per la nostra regione, ma sul 2022 pesa la pesante incertezza della guerra e della siccità. Lo dice la relazione annuale della Banca d'Italia presentato oggi a Trieste. Un 2021 è andato meglio rispetto alle previsioni, ma un 2022 che si preannuncia molto difficile a causa della crisi in Ucraina. Questo è il quadro che emerge dall'analisi della Banca d'Italia regionale, che ha visto un PIL aumentato del 7,7% rispetto al 2020 e di un punto superiore a quello nazionale. Nello scorso anno si è osservata una forte ripresa dell'attività economica delle imprese regionali, favorite dal contenimento della pandemia e sostenute dalle domande nazionali ed estere. Nell'industria la crescita delle produzioni e delle vendite è stata intensa e diffusa tra i settori, con un più 30% al netto della cantieristica rispetto al 2020. Nel 2022 viene sottolineato l'invasione russa in Ucraina condizionerà l'offerta, con un rischio di ribasso del ciclo economico specializzato nella manifattura in comparti energivori e dipendenti da alcune materie prime provenienti dai paesi coinvolti nel conflitto. Impossibile fare previsioni su una situazione destinata a mutare anche per le questioni legate alla siccità. Il 2021 per le famiglie è stato molto positivo perché si è visto crescere ancora il livello del risparmio e il livello appunto dei depositi in conto corrente. Sono cresciuti anche i finanziamenti e i mutui immobiliari associati a una moderata crescita del credito al consumo. Nessuna produzione di materiale bellico. È secca la risposta alla replica della Danieli di Butrio a un tweet pubblicato dal Ministero della Difesa dell'Ucraina. Le attività del gruppo Danieli non contemplano in alcun modo la produzione di materiale bellico. Non usa mezzi termini il gruppo di Butrio dopo la pubblicazione di un tweet nel quale il Ministero della Difesa dell'Ucraina afferma che la Danieli collabora ancora con gli stabilimenti russi fornendo attrezzature per la produzione di materiale bellico. Il gruppo di Butrio è esplicito nel sottolineare che i contratti stipulati con i suoi clienti non prevedono mai il coinvolgimento nelle scelte di produzione dei clienti stessi.
Inoltre, la Danieli ha adottato tutte le misure per conformare le proprie attività ai provvedimenti adottati dall'Italia e dall'Unione Europea in seguito alla guerra in Ucraina. Da Butrio l'ultima annotazione è per l'impegno sul fronte dell'emergenza umanitaria e dell'aiuto concreto alla popolazione coinvolta nella guerra. La Danieli ha portato al sicuro le famiglie dei dipendenti impiegati nel proprio ufficio tecnico di Dnipro, organizzando trasporto e accoglienza per circa 100 persone presso il campus Danieli in Friuli Venezia Giulia. Il gruppo, infine, ha reso noto che si tutelerà nelle sedi competenti contro notizie lesive della propria immagine e reputazione. Aumento del valore delle esportazioni e delle importazioni per quasi il 50% del dato dell'anno scorso. Il primo trimestre del 2022 fa segnare il netto aumento dei costi e dei valori dell'economia regionale. Crescono le esportazioni trainate dalla cantieristica navale, ma anche le importazioni, il cui aumento è causato dal rincaro dei prezzi delle materie prime e della componentistica. È un quadro a luci e ombre quello che emerge dall'ufficio studi di Confindustria Udine sulle elaborazioni dei dati Istat, sia per la regione che per la sola provincia di Udine. Più 51,3% del valore delle esportazioni, che al netto del dato della cantieristica, che è passato da 9 milioni a 710 milioni in un solo anno, fa segnare comunque il più 30% per il resto dei settori. Ancor più sorprendente è il dato dell'area isontina, che rispetto all'anno scorso ha fatto segnare un più 312,3%, più di 3 volte l'export dello stesso periodo del 2021. Ma crescono anche le importazioni, con un volume d'affari aumentato del 49,1% in un anno, dato che riflette l'aumento dei prezzi delle materie prime. Numeri che a livello nazionale fanno capire come stiano aumentando i prezzi dei prodotti, spinti alla base dai rincari energetici. In Italia la crescita dell'export è del 22,9% in valore, ma solo dell'11,3% in quantità. Principale mercato dell'esportazione regionale è la Germania, seguita dall'Austria, dalla Francia e dagli Stati Uniti. Una legge modello sull'intermodalità per ridurre l'inquinamento e poi tante interrogazioni sulla sanità oggi in Consiglio regionale. Intermodalità, siccità e tante domande. La giornata di lavoro in Consiglio regionale è iniziata con le dimissioni di Igor Gabrovec, eletto sindaco di Duino Risina, e il subentro di Marco Pisani, sempre della slovenska Skupnost. L'Aula ha poi approvato il disegno di legge 164 per l'intermodalità. Si tratta di una norma presentata dall'assessore Graziano Pizzimenti che punta a ridurre notevolmente lo smog, diminuendo il numero di camion circolanti. Sono previste forme di contributo che riguardano due categorie principali di fruitori: i servizi di trasporto ferroviario intermodale in partenza e o in arrivo dai nodi logistici e portuali del territorio regionale, sulle direttrici di transito nazionale e internazionale, nonché i nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci in arrivo e o in partenza dai porti. Numerosi temi affrontati durante le interrogazioni, in particolare per quanto concerne la sanità. La consigliera del Partito Democratico Maria Grazia Santoro ha posto il focus sul personale, spiegando che manca il capitale umano non solo per i pensionamenti, ma anche per i molteplici trasferimenti in altre regioni o strutture private. Il vicepresidente Riccardo Riccardi ha invece replicato che dal 2018 a oggi sono 3.934 i dipendenti del sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia che hanno cessato la propria attività per pensionamenti o per dimissioni volontarie, mentre le assunzioni sono state 5.310. Promoturismo, Friuli Venezia Giulia e Regione hanno sottoscritto un importante accordo con Costa Crociere per valorizzare il territorio con un occhio all'ambiente. Le bellezze e le eccellenze del Friuli Venezia Giulia arrivano a bordo di Costa Crociere sia con l'enogastronomia ma anche con la promozione del territorio. La Regione Promoturismo e FVG, come ha spiegato il direttore marketing Bruno Bertero, hanno stretto l'accordo e già da luglio ci saranno delle esperienze per i crocieristi sul territorio del Coglio, ad Aquileia o sul Carso. A tavola invece arriveranno i menù tipici della tradizione con alcune ricette ideate dallo chef Kevin Gaddi. Ci sono poi gadget e carte per visitare il territorio ad uso dei turisti. Il tutto è stato ideato riducendo al massimo l'impatto ambientale sul territorio e proprio in quest'ottica, grazie alla collaborazione con il comune di Lignano Sabbiadoro, sono stati rimossi i tronchi di legno spiaggiati e poi trasformati in oggetto in uso sulle navi. Obiettivo di Costa, come ha spiegato Rossella Carrara della compagnia, è quello di valorizzare anche i territori dove facciamo scalo. Soddisfazione del presidente della regione Massimiliano Federiga. Si tratta, ha detto, di un altro importante risultato conseguito sull'onda della campagna Io sono Friuli Venezia Giulia. Soddisfatto anche l'assessore Sergio Emilio Bini. Noi abbiamo chiesto una cosa a Costa Crociere e devo dire che le nostre richieste sono state accolte.
e di far sì che il Friuli Venezia Giulia possa beneficiare della presenza di tutte queste migliaia di turisti. Ed ora andiamo a Grado, dove una guida virtuale fornisce informazioni online ai turisti 24 ore su 24. Un software al quale si accede dal sito grado.it per fornire informazioni turistiche 24 ore su 24. Di che cosa si tratta, come funziona e quali vantaggi porta al cliente? È un chatbot cognitivo, quindi è un assistente che guida all'acquisto online, alla scelta dell'acquisto online sul nostro sito. È una piattaforma IBM che è parallela al sito. Digitando la richiesta vorrei venire in spiaggia sono con 2 bambini, direttamente Elio, che è un bel sole e sorridenti, ci aiuta e ci indica la baby beach. Se poi scrivo dove posso parcheggiare, dove entro e dove posso parcheggiare, Elio ci aiuta a parcheggiare vicino e soprattutto in maniera green, evitando appunto lunghi percorsi con l'automobile, ci dà il tracciato a piedi. Cosa vuole essere questo bel sole sorridente che è proprio Elio? Vuole essere uno strumento per venire in vacanza con il sorriso, rilassarsi e usare la tecnologia per rimanere veramente soddisfatti di una giornata a grado o di più di una giornata a grado. E veniamo ai dati della pandemia. Su 7.337 test sono state riscontrate 1.514 positività al Covid. Salgono a 7 i pazienti in terapia intensiva e a 99 ricoveri negli altri reparti. Si registrano oggi 3 vittime legate al Covid, 2 a Udine e 1 a Trieste. Lutto nel corpo dei vigili del fuoco friulani. Ieri è morto Ivan Monticoli, capo distaccamento dei pompieri volontari di Lignano Sabbiadoro. Monticoli, 54 anni, lascia la compagna e un figlio adolescente. A causarne la scomparsa l'aggravarsi di una malattia che aveva scoperto solo pochi mesi fa. Unito il cordoglio dei colleghi dei superiori con cui aveva condiviso più di 20 anni di servizio. La sua scomparsa, ha commentato Giorgio Basile, comandante dei Vigili del Fuoco di Udine, rappresenta una grave perdita per il nostro comando. Monticoli era stato tra i fondatori del distaccamento di Lignano, di cui la fondazione era stato nominato capo. Grazie alla nuova autoemoteca donata dalla Danieli di Butrio, all'Associazione Friulana Donatori Sangue, sarà possibile raccogliere sangue e plasma in tutta la regione, dalla montagna al mare. Un mezzo all'avanguardia tecnologica che consentirà di donare il sangue in tutti gli angoli della regione. È la nuova emoteca donata dalla Danieli all'Associazione Friulana Donatori Sangue di Udine. Il veicolo, adattato alle più recenti normative anti-Covid, è stato realizzato su misura da una ditta specializzata di Somma Lombardo in provincia di Varese. È un'autoplasmoteca perché si può donare anche plasma, quindi sono in base a tutte le norme anche Covid più recenti. È stata pensata e costruita grazie appunto a questa bellissima donazione che ha fatto la Danieli. È un risultato di un impegno di una popolazione di donatori come il Friuli Venezia Giulia, che non si è mai fermata durante la pandemia. L'autoemoteca sarà capace di raggiungere tutto il territorio, da Sappada e Tarvisio a Lignano. È stato progettato a tavolino e grazie anche appunto agli autisti che la guidano, che sono autisti che hanno convenzione con noi, che sono della Riva Udine. Abbiamo progettato a 360 gradi sulle utilità massima che si può fare questo mezzo, quindi potrà andare in tanti siti sia in montagna, e questo è importantissimo perché da Sappada a Tarviso ci sono tanti chilometri per arrivare a Tolmezzo a donare. Per la messa su strada manca l'assegnazione all'azienda sanitaria di competenza, che avrà il compito di fornire, oltre al personale, tutta la strumentazione necessaria per il dono del sangue. La Giunta Comunale di Udine ha approvato il progetto di fattibilità della nuova sede della Protezione Civile. È di 4 milioni di euro la somma prevista per la realizzazione della nuova sede della Protezione Civile di Udine, che fungerà da centro di riferimento per tutto il territorio dell'ex provincia del capoluogo friulano. L'amministrazione comunale di Udine, che ha individuato la zona di Via del Partidor per il nuovo insediamento, ha approvato il piano di fattibilità tecnica dell'opera. Dobbiamo necessariamente fare in modo che la nuova sede ospiti non solo tutto quello che concerne l'attività propria dei vari gruppi della Protezione Civile, ma anche l'elicottero, i parcheggi che devono ospitare tutti i mezzi in caso di calamità, ma soprattutto anche le persone che ci devono convivere. Avremo anche delle camerate, dei punti di ristoro. Partiranno invece nei prossimi giorni i lavori di ristrutturazione di sala IACE per un importo complessivo di 125.000 euro. Riduciamo il bancone e lo facciamo ruotare in modo rotante, in modo che si possano fare dopo anche i concerti. Il display viene sostituito da un apparecchio meccanico
organico. Il vice sindaco di Udine ha anche comunicato la firma di una convenzione con l'ARPA per monitorare la presenza di radon negli edifici pubblici. Si intitola Insieme la nuova mostra a Casa Cavazzini. Saranno esposti 50 capolavori provenienti da collezioni di 12 paesi. Insieme è il tema della mostra che, organizzata dal Comitato di San Floriano, si terrà a Udine a Casa Cavazzini dal 18 febbraio al 16 luglio del 2023. Dopo il successo della Forma dell'Infinito, con 60.000 visitatori, il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea si appresta a ospitare oltre 50 opere provenienti da collezioni di 12 paesi. Non mancheranno nomi come Gauguin, Picasso, Kandinsky, Chagall, Tamara de Lempicka, Egon Schiele, Gustav Klimt e via di seguito. Scopo della rassegna è riscoprire l'importanza della prossimità. Sonderemo in questa mostra i grandi legami della vita umana e la bellezza che danno all'esistenza. È un tema che nell'arte moderna e contemporanea è molto presente, come se l'arte mettesse l'uomo davanti a uno specchio. Il primo momento della mostra fa propria la strategia narrativa della Divina Commedia, che colloca il protagonista in una selva oscura che poi ritrova il sentiero che porta alle stelle. In circa 2000 persone erano questa mattina presenti all'alba ad assistere al concerto del solstizio d'estate, tradizionale appuntamento al Faro Rosso di Rignano Sabbiadoro. L'estate di Vivaldi ha dato il via al concerto del solstizio al Faro Rosso di Rignano Sabbiadoro. In circa 2000 le persone ad assistere alla performance dell'Accademia d'Archi Arrigoni di San Vito del Tagliamento, diretti da Domenico Masoni. Quest'anno a Vivaldi abbiamo abbinato anche l'estate di Piazzolla, quindi un'estate di un altro emisfero dell'Argentina, quindi dell'America Latina. È bella la contrapposizione anche di stili. E poi abbiamo fatto un divertimento di Mozart, quindi tutta musica abbastanza, tra virgolette, leggera, classica ma leggera, quindi da ascolto e da intrattenimento giusta per quest'ora del mattino e per questa bellissima atmosfera. Perché qui insomma si viene per godere della musica, ma anche e soprattutto per godere del panorama, insomma, di questo sole che sorge, quindi sempre molto bello per il pubblico ma anche per noi che suoniamo. E chiudiamo con un video che arriva da Trieste, dalla Crese Cup di Domio, lì al torneo di calcio. Mattia ha chiesto alla sua Gali di sposarlo e lo ha fatto in modo del tutto particolare. Adesso attenzione, c'è un problema per Mattia Franco. Forse problema al petto, vediamo che si avvicinano un po' i giocatori della squadra avversaria. Non un gran momento. Viene chiamata a gran voce, con ampi cenni, direi sì, la fidanzata di Mattia Franco che vuole sincerarsi un po' delle condizioni. E questa Mattia la pagherai cara secondo me, E c'è l'apprensione, ma noi sappiamo il perché di questa cosa. Adesso vediamo. Sarebbe bello se ci lasciassero un po' di spazio per le riprese di Marco Laurenzi. Si rialza Mattia Franco adesso, vediamo già Damiano Greco col telefonino, attenzione. Mattia Franco in ginocchio chiede a Gali, chiede a Gali di sposarla, momento veramente straordinario, direi che è un sì, signori. Sì, assolutamente sì. Fossimo a X Factor sarebbe 4 sì, ma questa, signori, è una proposta di matrimonio e succede anche questo al Crese. Complimenti Mattia, complimenti Gali. Gliel'hai fatta vedere brutta per qualche secondo, ma poi... E poi tutto si risolve così, e come si risolve così. Complimenti ragazzi, i migliori auguri.
E congratulazioni davvero, noi siamo in chiusura ma vi ricordo l'appuntamento con Sport FVG tra poco, dove si parlerà anche di basket ma in particolare della prevendita dei biglietti per la finalissima dei playoff tra UB Gestecco, Cividale e Vigevano. Hanno superato quota 2200, chi vince va in A2 e chi perde resta ancora in Serie B e domani la partita si potrà vedere su Telefriuli. Siamo in chiusura, dopo la pubblicità Sport FVG, grazie per l'attenzione e buona serata con Telefriuli.